Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ciao amici dell'oroscopo, ben ritrovati, buongiorno dalla vostra Maria che vi accompagna anche oggi nell'appuntamento con le novità di questo giovedì 24 novembre. Come sempre andiamo un po' a capire come andrà questa giornata insieme a Radio.0, a conoscere cosa ci aspetta oggi. Allora partiamo subito con i nostri 12 segni e partiamo come sempre dai nostri Ariete. Luna Amicona per voi oggi esuberante, entusiasta, insieme a Mercurio e Venere lancia un bel trigono di fuoco al vostro segno. Alla grande viaggi e spostamenti, quindi se state pensando di intraprendere una bella avventura, oggi è il momento giusto. Fari accesi invece sul fronte romantico, programmate un incontro galante lontano da occhi indiscreti, mi raccomando. Toro, per voi anche si parte bene, buone notizie sul piano finanziario, in arrivo guadagni inattesi o la piacevole scoperta di avere qualche vecchio credito da recuperare che al momento stesso regala qualche bella emozione. Molte sono le cose che bollono in pentola per voi, un po' di silenzio vi aiuterà a fare ordine e a vederci chiaro, concentratevi. Gemelli, siamo da voi, luna opposta, accompagnata da Mercurio e Venere in questo giovedì. Un messaggio di scuse o un gesto affettuoso è il primo passo per recuperare un rapporto. A volte dovete essere voi a compiere questo primo passo. Meglio sarebbe un breve viaggio in una città d'arte, bellezza e armonia, infatti riparano i cuori ammaccati. Se avete tempo, se avete voglia, se avete anche qualcuno con cui recuperare questa emozione, partite subito. Cancro, estrosi, creativi ma anche affidabili ed efficienti nel lavoro siete. La sicurezza di essere sulla strada giusta funge da innesco a nuove iniziative ed è bello intraprendere qualcosa di nuovo. Bene mostrarsi ricettivi poi a novità e cambiamenti, ma una decisione importante, ricordate, va ponderata per bene, per questo ci vuole tempo. Leone, 3 super trigoni di fuoco per voi, messi in gioco oggi da Luna, Venere e Mercurio. Se vi state chiedendo cosa succederà, emozioni esaltanti vi aspettano, di quelle che capitano raramente e si ricordano con entusiasmo, da godersi e da vivere appieno. Figli adorabili, affettuosi e creativi, complimenti a voi che li state crescendo nel migliore dei modi, e lo dicono le stelle. Vergine, anche per voi la famiglia è molto unita, anche se a volte sembra esserlo contro di voi. Sì, ci sono anche quei momenti. Prima di offendervi però e troncare il discorso, ascoltate le ragioni di tutti, perché potreste sempre imparare qualcosa. Lasciate perdere le questioni di principio o d'altra parte, perché per arrivare a una soluzione occorre cercare punti di contatto e potete farlo insieme. Bilancia, giovedì pimpante quello che vi aspetta. La luna nel segno amico del Sagittario promuove gli scambi con l'esterno e movimenta la sfera delle conoscenze. Bell'ambiente e facce simpatiche, nascono amicizie che un giorno influenzeranno le vostre scelte, quindi coltivatele per bene. Per i nostri Scorpioni invece la prima preoccupazione oggi è far felici le persone care, che bravi che siete. La seconda, quella di acquistare qualcosa di funzionale per la casa e di gradito per i figli. Oggi pensate solo agli altri. Spesa da gourmet, poi ai fornelli a sperimentare ricette nuove che già dal profumo promettono benone. Mi raccomando, condividete che dovete farvi valere un po' anche da questo punto di vista. Sagittario, felici e contenti con la luna in transito nel vostro segno, congiunta a Mercurio e Venere, un vero pieno di ottimismo e di occasioni fortunate. Nelle relazioni con gli altri invece avete tutte le carte in regola per trovare un punto d'accordo sulle divergenze, lavorateci su. Capricorno, siamo da voi, non avete intenzione di accollarvi altri impegni, così al lavoro farete orecchie da mercante oggi alle richieste di chi pretenderebbe ulteriori sforzi. Avete già il vostro, quindi tenetevelo e cercate di distribuire le altre cose un po' agli altri. Immobili e silenziose, le stelle oggi non vi aiutano, peccato. Non aspettatevi quindi svolte decisive perché non ci saranno, non vi illudiamo nemmeno dall'inizio, ma domani è un altro giorno. Acquario, giovedì frizzante con Luna, Mercurio e Venere amici oggi. Compagnie piacevoli, quindi iniziative stimolanti che vi stuzzicano ed esaltano la vostra creatività che oggi viaggia al 100%. Più divertenti e disinvolti che mai, sapendo di piacere, state al gioco. Non vi tirate indietro, fa proprio parte del vostro spirito, diciamo così. Chiudiamo ancora con i nostri pesci che in termini di affettività danno moltissimo oggi. Il guaio è che non tutti comprendono il vostro linguaggio sempre al di fuori delle convenzioni, avete un vostro modo di esporvi. Se non è tempo per l'amore non fatevene un cruccio, aspettate pazienti, anche se l'avete fatto per un po' di tempo, che Cupido scocchi la sua freccia, arriverà anche il vostro momento, attendiamo insieme a voi. E tutto quindi anche per oggi dalle novità dell'oroscopo, che al momento si chiude qui ma ritorna per voi anche domani mattina. Vi aspettiamo, una buona giornata a tutti e buona fortuna. Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0